Buonasera, benvenuti al primo appuntamento in presenza di Entula 2021. Grazie innanzitutto subito alla Palm Beach che ci ospita, grazie ad ARC perché anche quest'anno Entula e l'Acquiresima si incontrano, ormai è una partnership che dura negli anni e di cui siamo sempre molto, molto orgogliosi e convinti. Ringrazio anche gli enti che sostengono il festival, cioè l'assessorato alla cultura della regione della Sardegna e la Fondazione di Sardegna. Ringrazierei anche il Comune di Cagliari, ma in realtà non sapremo, chissà quando sapremo se avremo un contributo, quindi diciamo che speriamo di averlo, di poterlo ringraziare. Il primo appuntamento quindi di oggi è con Alessandro De Roma, autore di Nessuno resta solo, appena uscito per Einaudi, e dialogherà con lui Enrico Pau che ringrazio. Michele, vuoi dire qualcosa? No? Vabbè. Su, fai un po' il padrone di casa anche tu. Rubo il microfono ad Alessandro. Buonasera a tutte e a tutti. Io vi ringrazio a nome dell'associazione ARC che, come ha detto Francesca, da ormai quasi 10 anni organizza l'Acquiresima, che è un contenitore solitamente in presenza. L'anno scorso è stato online, anche quest'anno una forma mista, dove parliamo di varie tematiche legate ai diritti delle persone LGBT, e quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di presentare Alessandro De Roma con il suo primo libro che parla anche della tematica, essendo Alessandro amico dell'associazione da anni, c'erano gli egizi che ancora spopolavano, e siamo ben contenti perché appunto oltre ad avere il piacere di fare attività nuovamente in presenza, ma soprattutto lo facciamo con un libro di un amico, e quindi io vi ringrazio a nome dell'associazione ARC. Speriamo di poter fare tanti altri appuntamenti in presenza con l'Acquiresima, altrimenti seguiteci in streaming come quest'oggi. Avevo dimenticato, ma lo aggiungo adesso, di ringraziare anche la libreria Miele Amaro che è qua col servizio di vendita dei libri. Adesso non rubo altro tempo e lascio la parola a Enrico e Alessandro. Grazie ancora. Allora, intanto io la prima cosa che voglio dire, voglio ringraziare Alessandro e anche gli organizzatori perché per me essere qui stasera per presentare un libro di Alessandro è veramente una cosa che insomma lo sento come un grande onore, perché Alessandro sa quanto io lo stimi, però questa cosa non la voglio anticipare, la voglio dire in un modo un po' strano, ok? In genere quando si fanno le presentazioni c'è sempre, almeno le poche presentazioni che ho visto negli ultimi anni, c'è sempre uno molto brillante, quindi io oggi purtroppo invece non avrei uno molto brillante, ti dovrei accontentare. Alessandro peraltro come me è un po' terrorizzato perché in realtà, ve lo dico sinceramente, non sappiamo cosa faremo. Non abbiamo scritto niente, siamo come i comici dell'arte. Il libro esiste veramente, cioè, questo è già un il libro esiste, però noi stasera appunto, come dicevo, improvviseremo, ok? E visto che improvviseremo, a me è venuta un'idea, perché ho cercato per un paio di giorni di scrivere qualcosa che avesse un senso, che come dire, che riuscisse ad essere del livello del romanzo, ma era difficile, non trovavo niente, forse non ci sono riuscito. Però mi è venuta una strana idea, visto che ne ho approfittato, visto che sono anche un regista, ne ho approfittato, oltre che essere collega di professore di Alessandro, cosa di cui io sono orgogliosissimo, mi è venuta un'idea e mi sono fatto un'intervista. Mi sono intervistato sul romanzo di Alessandro. Non so perché a quel punto mi è venuto tutto chiarissimo. Ho proprio avuto un sacco di pensieri sul romanzo. Quindi questa è l'intervista, il titolo l'ho anche persa adesso. No, ce l'ho. Intervista a un lettore regista, cioè così, se ci fosse un titolo, ma non so se c'è. La prima domanda, qui il giornalista, che poi sono io, mi sono fatto questa domanda. In realtà mi sono messo davanti a uno specchio per fare questa cosa. Quindi
Sono contento che stia bene. Esatto. Mi sono chiesto, e vorrei oltretutto che questa intervista fosse qualcosa che ci consente di aprire una serie di temi, ok, sui quali poi ovviamente voi siete qua per ascoltare Alessandro e non per ascoltare me, però visto che mi avete invitato per presentarlo, ne approfitto vagamente. Però l'intervista sarà uno spunto per poter, perché dentro questo romanzo veramente ci sono una quantità di temi che personalmente mi hanno affascinato, toccato, commosso, eccetera, eccetera. Ok, allora, la prima domanda è questa. Perché ami i romanzi di Alessandro De Roma? Io ho scritto, la mia attenzione per il lavoro di Alessandro è direttamente proporzionale alla qualità della sua scrittura. Quindi lasciatemi dire che questa è una strana epoca dove gli scrittori non sono più solo scrittori, ma sempre più spesso diventano personaggi. È nata infatti una figura che è quella dello scrittore mediatico, ok? I libri, più che opere d'arte, sempre più spesso sono trasformati in casi letterari. Succede che molti scrittori, inseguendo il successo, avendo scoperto una sorta di formula magica, adeguino la loro scrittura ai gusti del lettore. Un tempo, e sembra veramente, ahimè, lo devo dire, io comincio ad avere una certa età, sembra un'epoca remota, era il lettore ad adeguarsi allo scrittore, al suo stile, alla sua scrittura. De Roma, da scrittore, ha fatto una scelta di grande coerenza. Il suo è un percorso che ogni volta si arricchisce di opere e di storie sempre più profonde e complesse. La ricerca di un suo stile non è frutto di compromessi editoriali. Penso, ne sono sicuro, che la sua scrittura resisterà nel tempo. Lo penso fino a quando ho letto il suo primo romanzo, Vita e morte di Ludovico Lauter, e poi dopo tanti altri. Credo anche, è una mia opinione, che fra gli scrittori sardi sia quello più europeo e più internazionale per il modo in cui scrive. Quale ti sembra, e qui il giornalista a un certo punto mi ha fatto questa domanda, mi ha chiesto, quale ti sembra l'elemento di forza della scrittura di De Roma? Scrive romanzi che sono necessari da molti punti di vista, per il livello della sua scrittura, per la capacità di esplorare l'animo umano, ma anche perché per lo stesso scrittore, è necessario quindi anche per lui, necessaria a esplorare parti di sé, della propria vita, che la scrittura aiuta a rivelare. Il suo ultimo romanzo ne è un esempio lampante. Vuoi dire che Nessuno resta solo assomiglia a un romanzo autobiografico? Gli chiede a questo punto il giornalista. Questo romanzo, fra quelli di Alessandro, mi sembra il più intimamente personale. Starei per dire appunto lontanamente, misteriosamente autobiografico. Si tratta però di un'autobiografia anomala, nel senso che ovviamente deraglia presto dalla realtà. Ma per me, che conosco Alessandro, rivela lontani bagliori di una verità che nel momento in cui si compone, nella mente dello scrittore, si disfa per accettare le regole e la sfida della narrazione, della finzione, dell'invenzione dei personaggi, dei loro caratteri, dell'ambiente in cui essi si muovono. Che tipo di caratteri? Gli chiede a questo punto il giornalista. I personaggi sono frutto, forse, di qualche lontana memoria, ma a un certo punto se ne vanno da soli per la loro strada, prendono percorsi inediti, affascinanti, tutto si rimescola per scoprire sentieri che sorprendono lo stesso scrittore, immagino. È come se egli stesso non potesse più controllare il loro destino e si mettesse a osservarli nel loro dibattersi per sopravvivere al dolore. Non è forse questo il grande, profondo segreto del raccontare? Far affiorare il passato, nasconderlo dentro l'invenzione, farci conti, riviverlo e scontarlo, e riviverlo poi per cancellarlo, riviverlo alla fine per fissarlo per sempre, nella forma, io uso qui tra virgolette, scultorea della scrittura. Quale ti sembra la caratteristica fondamentale di questo romanzo? Quella di essere un romanzo polifonico. Lo è certamente per la capacità di dare voce e descrivere ogni minimo particolare di tutte le voci, lo metto fra virgolette, che si affacciano dentro il suo universo. Il suo è un narratore onnisciente, sa tutto di tutti, conosce i pensieri più remoti, le emozioni, conosce i dettagli più intimi, fino a esplorare l'inconscio dei personaggi. Altro elemento fondamentale è quello di essere un romanzo in cui le storie dei personaggi sono speculari,
e concatenate fino a diventare addirittura labirintiche, come se il destino dei due protagonisti, un padre e un figlio, li facesse sprofondare lentamente da punti di vista differenti, opposti, l'uno dentro il destino dell'altro. Cioè, qui il giornalista non aveva capito, dice: il padre e il figlio sono due caratteri umani apparentemente lontani e ostili. In fondo sono molto più simili di quanto essi stessi possano immaginare. Lo scopriremo nel finale magnifico, non anticipo niente ovviamente, un finale che dimostra quanto la scrittura di De Roma sia controllata, mai eccessiva. Qui poteva spingere come scrittore veramente l'acceleratore, ma lui, da grande scrittore, non lo fa. Conosce il segreto dei classici, la semplicità e l'equilibrio. In nessuno resta solo, si sente forte la presenza della natura nelle sue varie forme. Questa è una cosa che il giornalista e il regista insieme sentono come un elemento fortissimo, conoscendo anche i luoghi dove il romanzo in qualche modo è ambientato. Il romanzo è pieno di corpi, anche i corpi sono natura, corpi cadenti, corpi invecchiati, corpi malati, corpi sacri, corpi popolari, corpi scolpiti, corpi statuari, corpi belli, brutti, ma che rilucenti come certi ritratti di Lucien Freud, infine corpi morti. La natura è la materia dentro la quale il romanzo sembra essere immerso, è una natura che circonda l'uomo e ne minaccia le sue sicurezze. Quella natura da cui, lo so per conoscenza diretta, Alessandro è profondamente attratto, una natura che però sembra fatta per accogliere l'uomo, per curarne le ferite, ma anche per minacciarlo. Nel romanzo compare anche la città, però lo spazio urbano non è mai uno sfondo, semmai la città rimane rinchiusa dentro un appartamento borghese, pieno di quelle cose che una volta che si è morti diventano inutili. Voi registi, quando leggete un libro, chiede il giornalista, vedete subito un film, c'è qualche elemento cinematografico in questo romanzo? In questi giorni leggevo un saggio su Antonioni, ed è quella che ho appena descritto prima, è una delle caratteristiche fondamentali del suo cinema, l'attenzione per il paesaggio naturale e quello umano, il rapporto fra l'uomo e lo spazio fisico dentro il quale è immerso. Ho citato Antonioni, ma potrei citare altri autori. Infatti, il romanzo di Alessandro ha un forte segno cinematografico nel suo svolgersi. Ha del cinema una certa irresistibile tensione che mi fa pensare a un regista che amo molto come Michael Haneke, e in particolare a un film come Funny Games, del quale sembra riprendere certi elementi di tensione, certe atmosfere. Ci sono due scene straordinarie nel romanzo che vedono il personaggio del padre minacciato nella sua solitudine e nel suo isolamento da due giovinastri che in momenti diversi invadono il suo territorio. De Roma però si ferma prima, non approda alla tragedia, anche se il romanzo ha un vago accento noir, ce l'ha, vero? Ma anche elementi grotteschi, direi quasi ironici. Ironici, chiede il giornalista, è un po' sorpreso qua. In questo romanzo polifonico abbiamo un personaggio straordinario, Guido, il padre. È quello che forse con grande approssimazione definirei un carattere pirandelliano. Spiego. Perché dentro una vicenda che si confronta col tema della morte, della solitudine, del dolore, affronta tutto con una sorta di follia programmatica, quasi lucida. Come se il personaggio messo davanti al proprio destino cogliesse l'ultima occasione per sfuggirgli e per farlo dovesse iniziare a vivere una vita che non gli è mai appartenuta, una vita che sembra viversi da sola a un certo punto. Come in certi personaggi di Pirandello, la sua appare come una fuga da se stesso, da tutte le gabbie dentro le quali le convenzioni della sua prima vita lo avevano rinchiuso. Non ci avevi pensato a Pirandello, vero? Non so, un'intervista a 3. Sì. Ma poi dopo devi rispondere alle stesse domande. Dicevi prima che i due personaggi principali in fondo si assomigliano, chiede il giornalista. E Pau risponde: in un orizzonte nel quale Guido, il padre, ha sempre vissuto con un sentimento di rifiuto il presente trasgressivo, tra virgolette ovviamente, del suo figlio omosessuale, a un certo punto entra in una sorta di ibris, una perdita del centro di gravità, la scoperta, l'agnizione, che si possano vivere altre vite oltre a quella normale, sempre tra virgolette.
alla quale, almeno pare, si è condannati, stando a Guido, al padre. È come se un demone dostoevskiano, scritto, forse ho esagerato, però è così, possedesse il grigio professore universitario, il marito quasi devoto, il padre severo, incapace di alcuna empatia nei confronti del figlio così differente da lui. Lui, che in gioventù ha dovuto difendersi dalla minaccia dell'omosessualità con un atto di profonda violenza del quale sembra non essersi mai pentito. L'omosessualità di Tonio, il figlio, appare alla fine come una specie di sortileggio per Guido. La vive come una punizione del destino per quel gesto violento giovanile, o meglio, sembra viverlo come un segno del destino. Ma in fondo, alla fine del romanzo, si rivelerà invece la vera salvezza, perché è vero, ha ragione Alessandro, nessuno resta solo. L'intervista è finita qua. Quando esce? Non lo so. Comunque penso di metterla uno di questi giorni su Facebook, perché è giusto che insomma questo nostro dialogo. A questo punto allora, una serie dire una cosa solo. A me va benissimo questa intervista, però vorrei vedere le foto dell'intervista dove ci sei tu e l'altro. In fondo c'è qualcosa, ha qualcosa a che fare anche con il romanzo, giusto? Cioè, e beh, insomma, io ho messo sul tavolo una serie di questioni. Ci sono delle cose che ti hanno... Sì, magari ci sono delle cose che, per cui sei d'accordo, con cui sei d'accordo, e ci saranno sicuramente delle cose che magari invece io ho visto da lettore, mi sono illuso che fosse così, e invece non sono così. Ma allora intanto di nuovo buonasera a tutti e grazie davvero sia a Liberos che a ARC per questa possibilità, e grazie a Enrico Paolo di essere venuto stasera a raccontarci di questo suo straordinario incontro privato con se stesso. In realtà il cane non è contento, però ecco. In realtà ci sono talmente tante cose in quello che hai detto che davvero penso che potrei passare il resto del tempo a rispondere a tutti gli stimoli che vengono dalle tue parole. Comincio col dirti che effettivamente quel film di Haneke, Funny Games, mi era piaciuto moltissimo, soprattutto la versione... forse sì, ed è possibile, non ci avevo pensato che magari in uno dei personaggi secondari di questo libro, che però sta riscuotendo un grande successo, che si chiama Mirko Sale. Quelli che hanno già letto il libro sanno di cosa parlo. È un personaggio secondario, però ha un ruolo molto importante in tutto il libro, perché un po' fa vacillare da un lato la vita da professore universitario in pensione di Guido, ma dall'altro lato rappresenta un modello teorico del figlio perfetto che Guido avrebbe potuto avere se non avesse avuto un figlio che va male a scuola, che non si diploma in tempo, che è omosessuale, che se ne va in giro per il mondo invece che fare la vita che dovrebbe fare un buon figlio di una famiglia per bene come la sua. E però si trova davanti questo Mirko Sale che in realtà rappresenta un incubo più che un figlio ideale. Molto facilmente il romanzo avrebbe potuto diventare un romanzo thriller. Ci sono dei momenti nei quali prende quella piega, anche perché Guido abita in un posto che di per sé insomma è semi abbandonato, bellissimo, immerso nella natura, che è San Leonardo de Siete Fuentes, per chi lo conosce insomma sa esattamente di cosa parlo, un luogo a cui io sono estremamente affezionato, ma che purtroppo è pieno di luoghi abbandonati, di edifici enormi abbandonati o semi abbandonati, in cui lui decide di ritirarsi quando resta vedovo. E quindi insomma è di per sé un luogo nel quale ha moltissimo tempo per pensare. È un libro, questo, anche se io e Enrico siamo molto allegri finora nel raccontarlo, io poi sono molto allegro perché vedo tanti amici stasera e poi siamo in un posto fantastico col mare davanti, però è un libro che parla soprattutto di due lutti terribili che sono molto difficili da sopportare e da confrontare anche, perché sembrano provenire da mondi lontanissimi, ma che si incontrano in questo rapporto non risolto e non risolvibile tra il padre e il figlio. E in realtà è un libro che appunto parla di morte, parla di funerali, parla di quello che viene dopo, del lutto, parla dell'impossibilità di conoscere se stessi completamente e soprattutto parla secondo me anche dell'impossibilità di giocare questi due ruoli difficilissimi, che sono il ruolo del padre ma anche il ruolo del figlio, perché sono due ruoli che implicano una serie di limiti e una serie di
di fallimenti inevitabili, diciamo così, che devono venire da entrambe le parti, perché in qualche maniera il padre si deve disfare della responsabilità del figlio e il figlio si deve disfare del controllo del padre per poter vivere finalmente la propria vita. E in questo caso questo allontanamento reciproco avviene in maniera drammatica per tutta la loro vita, e poi i fatti che racconto in questo romanzo rendono ancora più dolorosa questo loro rapporto. Però quel che volevo dire è che questa allegria probabilmente ci viene dal fatto che in realtà in questo libro i due personaggi giocano un po' con la morte, col dolore e con la solitudine. C'è una vitalità, una sorta di luce che percorre un po' tutta la vicenda, e questi due personaggi che ogni tanto riappare. E questa vitalità, magari un po' nascosta inizialmente in un romanzo che sembra la storia del superamento impossibile di un dolore, ma che poi di fatto è la storia di un innamoramento tardivo tra un padre e un figlio, che ormai non hanno neanche più le parole per potersi dire quello che sentono l'uno per l'altro, perché le parole sono esattamente la frontiera dell'impossibile per questi due personaggi, non hanno più alcun modo di parlarsi. E infatti i loro dialoghi, perché a un certo punto ci sono dei dialoghi tra loro due nel libro, sono dei dialoghi assolutamente impossibili, dove soprattutto conta quello che non si può dire, per cui le cose che vengono dette sono uno schiaffo in faccia, ma quello che veramente c'è di più importante è esattamente tutto ciò che non si può dire. Per cui io l'ho pensato un po' come un romanzo che racconta la vitalità quando la vita è stata schiacciata per così tanto tempo, che racconta l'amore quando l'amore è stato schiacciato per così tanto tempo, che quando risorge è davvero difficilissimo che possa reggersi in piedi. È la storia di due personaggi che barcollano ma vogliono arrivare fino in fondo al traguardo, non smettono di andare avanti, così come possono con quello che gli resta, con tutte le energie che gli sono ancora rimaste addosso. Insomma. Volevi leggere qualcosa? Sì. Poi scusami, ma abbiamo anche, come in tutte le presentazioni importanti, c'è anche poi una sorpresa, giusto? Una guest star. Cioè, abbiamo cioè, nel senso che lo posso annunciare? Lo posso dire? Una cosa, è un bel libro. Facciamo così, Enrico, se lei è d'accordo. Io farei parlare adesso Milena Agus, che ha letto il libro già 2 volte, e che anche lei è una mia carissima amica come Enrico, e mi ha fatto la gentilezza di venire oggi, anche se a lei non piace molto parlare in pubblico, però apprezzo ancora di più quello che dirà adesso. Magari, forse, non so se ti sentono tutti, forse è meglio se... La sentite? Dite di no? Dai, facciamo così, un compromesso, è un po' lungo questo, puoi non venire qua. Volevo evitare di sedermi. Fischia il microfono, ti devi sedere. Henry, sì, anche io, a parte che è un mio caro amico e gli voglio molto bene, eccetera, però l'amicizia non implica che piacciono i libri che uno scrive. Potrei volerli molto bene e non amarli. Invece alcuni li amo perdutamente. Ecco, amo perdutamente La mia maledizione, che forse ho letto più di 2 volte, ho letto anche 3 o 4, e ho innaffiato materassi per il pianto, per Cossedu e Corona, per Cossedu soprattutto, e poi questo l'ho già letto 2 volte, e ha una seconda a una seconda lettura che consiglio a tutti. Magari non fate come me, che ho avuto bisogno di rileggerlo subito perché dovevo entrare di più nella storia, e la prima volta non ci sono riuscita. Però consiglio magari di lasciar passare un pochino e di leggerlo una seconda volta. A una prima lettura ci rendiamo conto che
il libro racconta la storia di una incomprensione, di un non piacersi, no? Tra padre e figlio, perché è un non piacersi reciproco, e vediamo come il figlio non piace al padre. A una prima lettura ci sembra che non gli piaccia perché è omosessuale, no? Il padre, già quando il bambino nasce, un maschio, quindi magari al padre si aspettava un maschio diverso. E quindi ci sembra che parli del problema del disamore a proposito dell'omosessualità. E io poi ho pensato che la bellezza di questo libro, però anche quello che diceva Enrico, non si tratta solo di bellezza. Questo è un grande libro, è un libro necessario. Necessario perché? Perché dal particolare di questa storia, che è appunto di un ragazzo che deve affrontare comunque un mondo dove, nonostante ormai siano cambiate tante cose, però l'omosessualità è sempre un po' una difficoltà, no? Così penso, insomma, così mi sembra, anche se poi vabbè, ormai mi sembra che non si noti più, però vabbè, che non sia vissuto più come un problema. E nonostante appunto sembri questo, perché il libro è un grande libro? Perché nel particolare, come sempre nelle grandi storie, nei grandi libri, c'è l'universale. E questo è un libro sull'universalità dell'amore, sull'universalità dell'impossibilità dell'amore. Nella mia maledizione, i due ragazzi, Cossedu e Corona, si chiamavano per il cognome, vabbè, Cossedu e Corona, forse si amavano, erano due maschi e forse si amavano, ma il loro dramma è che il loro amore era impossibile e quindi l'hanno negato. In questo libro Ale fa, lo scrittore fa, vabbè, si capisce che fa molto di più, perché è una storia con più dettagli, è dettagliata sull'omosessualità, sulla vita e sull'amore, però affronta un problema di... dopo devo andare a prendere il libro. Ah no, vabbè, perché vi dico una cosa che secondo me è il succo della questione. Però, mentre lì quello era un amore impossibile, perché erano due maschi, qua lui è passato all'universalità che riguarda, secondo me, tutti gli umani, dell'impossibilità dell'amore, ma soprattutto dell'impossibilità dell'amore come lo cerchiamo, come lo desideriamo, come lo vorremmo. E in tutte le storie d'amore, ciascuno di noi, quando sono d'amore, quando non sono storie superficiali, si sente inadeguato alla grandezza dell'amore. E questo riguarda tutti gli umani. E questo stesso amore diventa comunque incomunicabile. Non si comunica bene, perché o noi non riusciamo a farlo arrivare o non riescono a farcelo arrivare, per cui sono sempre tutte storie in cui ci sentiamo inadeguati, diversi da come dovremmo essere. E a un certo punto lui è a pagina 76, a un certo punto lui
proprio dice, aspettate, da vicino non ci vedo gli occhiali. Allora, dice, ti piace più leggerlo? No, se no è problema. No. Allora, e dunque, cosa intendeva? Perché muore l'amore, no? Muore l'amato. Che per Nicola morire era stato un bene? Che la morte lo aveva salvato da una vita con me? L'uomo che fugge, nevrotico, egoista, l'uomo che non c'è mai, come aveva sentito dire in una conversazione intercettata molti anni prima tra Giorgio e Nicola, un amico e l'amore e l'amato. È vero, con altri uomini Nicola avrebbe avuto una vita più tranquilla, ma una vita tranquilla era ciò di cui aveva bisogno. Io, parla il protagonista, io non sono la cosa migliore che gli potesse capitare, no, però sono quello che gli è capitato, io e non tu, uomo ideale che non sei mai arrivato. Ecco cosa avrebbe dovuto rispondergli. E a me sembra che chiaramente ci sono tante altre cose bellissime, eccetera, però quello che diceva Henry quello che diceva Henry sui libri di De Roma che rimarranno nel tempo, che è uno dei sardi che rimarrà nel tempo e che diventerà un classico. Che cosa lo farà diventare classico? Il fatto che scriva libri necessari, e questo è necessario per le cose che dicevo, in cui ci ritroviamo tutti. Cioè io qualche piantino l'ho fatto anche per questo, meno che per la mia maledizione, però mi ci sono ritrovata in tutto. E come non ritrovare, poi me ne vado, come non ritrovare il fatto che un sacco di genitori, di maschi e di femmine, che ha un sacco di genitori, i propri figli non piacciono. A Guido non piace Etonio perché è omosessuale, ma io conosco, vi posso dire, decine, e possiamo dire davvero numeri alti, di genitori che si trovano davanti a figli che non è che gli piacciono molto e che avrebbero preferito un'altra cosa, per non parlare dei figli coi genitori che fanno la stessa cosa, perché anche lì, per esempio, un genitore che ha un figlio omosessuale può, o anche diverso, perché magari è originale, insomma, no? Che non è quello della normalità solita che magari tutti vorrebbero, no? Tutti normali, dritti, tutti che seguono la strada segnata. Magari qualche genitore adora i propri figli strani. Io ho un figlio strano e mi piace tanto, per me è un personaggio da romanzo. Gli dico sempre, se tu non ci fossi io non avrei mai scritto nulla. E così, insomma, ci sono genitori che adorano i figli strani. Guido no, o forse dentro di sé magari gli voleva anche molto bene. Sì, e adesso me ne vado. Ma perché se ne va? Tu fai la domanda e te ne vai così. No, ma io lo so che sta soffrendo. Adesso Milu, adesso io ti chiamo così. No, Milu. No, lui mi chiama Mile. Ma lui... C'è da dire che Henry è stato un mio collega di scuola per 20 anni e siamo anche molto amici, molto legati. E Ale non so ormai da quanti anni, secondo me da quando Marco l'ha fotografato per un libro di fotografie, Marco De Zogus, che era il 2009, da 12 anni.
E adesso che sapete fare? Allora, ma mi piace molto che questa, che in realtà è la prima presentazione dal vivo di questo libro, che finora ne abbiamo fatte online, sta diventando più che una presentazione di un libro, e non so come dire, una specie reunion. una reunion, una terapia di gruppo, una festa anche un po'. Davvero, quelli di voi che non hanno letto il libro forse si aspettano davvero fuochi d'artificio, storie piene di allegria e gente che balla sui tavoli, ma in realtà c'è un po' anche quello in questo libro, a dire il vero. Io ci tengo sempre al fatto che i libri abbiano anche dei momenti nei quali si ride, se possibile. Spero che ce ne sia qualcuno anche in questo libro, perché poi, insomma, è esattamente così che è fatta la vita. E poi anche perché, forse Tonio non tanto, il figlio, ma Guido è uno che ha abbastanza senso dell'umorismo, in realtà è piuttosto cinico e si protegge un po' così dalla vita. E in realtà Milena mi ha fatto venire in mente una cosa quando ha detto adesso che forse in fondo il padre questo figlio lo ama un po', anche se è omosessuale, non va bene a scuola, fa dei lavoretti del cavolo invece che fare la carriera accademica come suo padre, mille altre cose che non vanno le ha tutte, però forse gli vuole bene e lo sa da qualche parte, ma non ha il modo di dirlo. Però una volta incontra in un posto che tutti i sardi conoscono benissimo, vicino al nuraghe Losa, cioè quello che adesso io lo chiamo Losa perché io sono di Ghilarza e da noi si chiama così, però credo che nel resto dell'isola si chiami Big Bone. Ah sì? Sì. Vabbè, comunque, insomma, quella specie di... Anche sì, anche a Cagliari, a quanto pare è noto come... Insomma, vicino al nuraghe Losa, come tutti sapete, c'è un distributore di benzina che un tempo andava moltissimo, adesso un po' meno, e dove ci si fermava a fare il pieno e a fare benzina. E in quel posto, all'altezza di Abbasanta, all'incrocio fra le due superstrade, quella che va a Olbia e quella che va a Sassari, in realtà Guido a un certo punto incontra Obino, che è un suo vecchissimo amico dei tempi dell'università, col quale ha avuto una storia parallela ma diversa, perché Obino è diventato un professore del liceo, non come lui, un docente universitario, però Obino ha sposato una donna meravigliosa, saggia, fantastica, e ha un figlio che sembra veramente perfetto visto dall'esterno. E quindi Guido l'ha sempre un po' detestato, l'ha sempre un po' invidiato, pur sapendo di essere a sua volta invidiato dall'amico, perché comunque lui ha un lavoro migliore, perché è più ricco, perché pubblica dei libri, insomma, si invidiano a vicenda segretamente. Però in realtà si ritrovano dopo il reciproco lutto, perché entrambi hanno perso le mogli. Obino sta andando a Nuoro, cimitero, a vedere la tomba della moglie, e lui, Guido, sta andando a Sorso, al cimitero, a vedere la tomba della moglie. E si incontrano lì, si prendono questo caffè e finiscono a parlare dei figli, del senso della vita, di molte altre cose. Ed è lì che in fondo Guido si rende conto che davanti a alcune cose che non voglio raccontare per non rovinare troppo il libro, che Obino dice, lui ha questo impulso improvviso di difendere suo figlio, di difendere Tonio, di parlare bene di Tonio, cosa che probabilmente sarebbe normale per un padre, perché un padre dovrebbe in teoria proteggere sempre il proprio figlio, difenderlo, accompagnarlo, ma lui in fondo si rende conto che semmai aveva sempre fatto il contrario, che per tutta la vita non aveva fatto altro che rimuginare su questo figlio, lo aveva fatto con lui, ma in fondo lo faceva sempre con gli altri anche. Per cui tutti davano per scontato che con questo figlio le cose non andassero affatto bene. E si rende conto però davanti a Obino, come se vedesse se stesso, in realtà, quel se stesso criticone al quale non va mai bene niente, che non è mai contento del proprio figlio, e si rende conto che in fondo tutto sommato, quel suo ruolo di difensore del proprio figlio, che sarebbe il suo ruolo naturale, gli manca, e si sente incompleto per non essere stato un padre fino in fondo, quindi capace di amare il proprio figlio, qualunque cosa quel figlio sia diventato. E lì davanti allo specchio di se stesso, come diceva prima Enrico, è un libro di specchi questo, in cui il padre si specchia nel figlio e viceversa, ma ci sono poi molte altre occasioni nelle quali i personaggi si specchiano in altro. E per esempio il figlio Tonio si specchia in quel Mirko Sale di cui parlavo prima, e l'altro figlio impossibile, e insomma specchiarsi un po' come quando ci si vede in televisione. Non so se avete fatto questa esperienza, ma sicuramente tutti ormai con i cellulari fanno l'esperienza di vedersi in un video. Non è più per le superstar questa esperienza, non è più tanto esclusiva, e non so voi, ma io mi trovo sempre orribile quando mi vedo nei video, e quel tipo di esperienza in realtà la si può fare nella vita in maniera ancora più estrema quando
vedi qualcuno che in fondo trovi ridicolo, trovi eccessivo, trovi fuori luogo, e però riconosci la somiglianza con te stesso. E fare quel tipo di esperienza è bruttissimo, perché comincia a dirti: ma sta a vedere che io sono così, possibile che io sia così, mi sto vedendo incarnato in un altro, vedendomi in un altro riesco finalmente a vedermi, perché vedere se stessi è impossibile, proprio il motivo per cui quando ci vediamo in un video ci troviamo così brutti, perché ci scopriamo per la prima volta. Ed è quello che succede quando poi incontri qualcuno e cominci a riconoscere da alcune cose che dice, da alcune insofferenze che quella persona ha, le tue stesse insofferenze, le cose che non riesci ad accettare a tua volta. E questa è un'esperienza che Guido fa, e che è accompagnata, forse questo lo possiamo dire sul libro, anche a un disagio suo, che prende sempre più piede anche nella storia, e che lo rende sicuramente un personaggio più toccante, che gli fa fare delle cose che poi creano anche la storia, perché ovviamente si mette nei guai continuamente. Guido ne combina di tutti i colori, perché sta perdendo un po' la testa, diciamolo pure. E in realtà, proprio mentre comincia a perdere il controllo su se stesso, fa anche tutte quelle cose che gli permettono forse di vedersi per quello che è. Per cui in qualche maniera, perdendo il controllo razionale della situazione, finisce per riconoscere che da qualche parte nel profondo ama suo figlio. Mentre forse il figlio è meno espressivo, tutto sommato Tonio, è ancora più profondo il solco che lui ha scavato negli anni, le cose se le tiene ancora di più dentro, perché vivere la condizione dell'omosessualità, su questo non sono tanto d'accordo con Milena. Lei pensa così solo perché è una persona molto buona, secondo me, ma in realtà nel mondo c'è ancora moltissima cattiveria attorno a questo tema, e viene fuori continuamente, ogni giorno, e purtroppo negli ultimi tempi viene fuori ancora di più, sembra che stia tornando di moda essere omofobi, e poi anche molti di quelli che negano di esserlo in realtà lo negano in una maniera un po' bizzarra, perché si vede che... Forse mai il microfono, l'altro microfono hai qua giù. Facciamo una cosa, che io torno nella mia postazione originale, c'è un po' di dinamismo in questa presentazione di oggi, le cose cambiano in fretta. Questa cosa che dici è bellissima, perché io oggi sono tornato a casa dopo una discussione con i miei studenti proprio su questo tema, e oggi uno dei miei studenti, che è un po' bullo, mi ha detto: professore, lei la settimana scorsa mi ha dato dell'omofobo e del razzista. Ora, non era proprio così. E io gli ho detto, beh, ma tu sei omofobo e razzista, giusto? Un po'. E lui mi ha detto: sì, però non voglio sentirmelo dire. Secondo me è questo. Io ho trovato in questa cosa proprio il senso di questo tempo, capito? Dove uno vuole avere il diritto di essere terribile, capito? Vuole addirittura che noi lo perdoniamo, noi gli esseri umani, quelli che cercano di vivere in una specie di equilibrio, capito? È brutto dire di pace, insomma, comunque, dove pensano che ognuno dovrebbe vivere scegliendo proprio le traiettorie della propria vita con la libertà, perché oggi poi c'era anche una discussione proprio sul tema della libertà, capito? Partivamo addirittura da una frase dell'Odissea, e loro comunque vogliono essere schiavi, omofobi e razzisti, cioè, quindi è questo piccolo frammento di umanità che io ho visto stamattina, ahimè, mi fa essere d'accordo totalmente con Alessandro, perché è vero che questa società non è pronta a nessun tipo di cambiamento, non solo non lo vuole accettare, ma vuole addirittura che vengano tutelati, non come adesso si prova a fare, cioè i diritti delle persone a non essere sbertucciate per strada, capito? Vai, cioè, capito? No, loro vogliono avere il diritto di poter dire quello che cazzo vogliono dire, capito? E non solo, vogliono che tu fai l'amore come decidono loro. E ci aggiungo anche un'altra cosa: vogliono che tu muoia come decidono loro. Io non so voi, ma non ne posso più di questa situazione. E infatti, secondo me, che sto per andare in pensione, sto uscendo dalla scuola nel momento giusto. Non voglio più vedere questa decomposizione della società che invece osservo, ahimè, da insegnante. Non so, penso ci sono altri insegnanti, forse lo vedono, magari in forme più raffinate, perché nelle scuole, diciamo,
quelle un po' più, la mia è una scuola diciamo di frontiera, però nelle scuole quelle più, giusto, più raffinate, il pensiero è sempre lo stesso, però è espresso in forme, no, più... E invece i miei lo esprimono in maniera così: lei non mi dia più ha capito? Non mi dia più dell'omofobo, se no le tiro una sedia qui, capito? Ma tu sei omofobo? Sì, però non lo voglio sentire dire. Quindi io credo che il romanzo di Alessandro, quando dicevo necessario, è che proprio perché ci pone davanti ad una serie di temi che, se non vengono affrontati così come fai tu, no? Con questa capacità che ha la scrittura e che hanno gli scrittori di rivelare a noi che leggiamo cose che se non aveste voi questa capacità straordinaria di penetrare proprio dentro la vita, di rivelarcele, capito? Sì, resterebbero lì a un livello, certamente noi ne saremmo consapevoli, perché no, siamo tutte, però lo scrittore, e in questo senso io dico che tu sei uno scrittore che ha un grande, la tua è una scrittura di grande respiro, perché io quando ho finito la lettura, che poi veramente ve lo consiglio, c'è una scena finale che è veramente, siamo nel territorio del capolavoro, ma guardate, cioè, è raro che io mi esprima così, ok? Non lo faccio perché Alessandro è un mio amico, perché se veramente il suo romanzo non mi fosse piaciuto, fino adesso mi sono piaciuti tutti, comunque, se non mi fosse piaciuto non sarei qua, cioè non faccio queste cose, proprio nessuno mi obbliga. Sogno di fare una volta un film da almeno uno dei suoi romanzi, ce n'è uno che lui lo sa, da sempre, mi piace moltissimo, però è un colossal, quindi è praticamente impossibile, cioè, però chissà, magari... Però c'è anche questa qualità enorme nella tua scrittura, che infatti non me ne sono accorto solo io. La possiamo dire che comunque, per esempio, Salvatore Mereu, che comunque è un talentuosissimo regista sardo, ha opzionato un suo libro, quindi vorrebbe farne un film, quindi già da tempo. Quindi è evidente che comunque c'è. E questo è veramente un film che ha dentro dei momenti che uno li vede, cioè hai questa capacità comunque che non è comune nella scrittura, che tanti usano la descrizione, i dialoghi, eccetera, ma questi dialoghi sono perfetti e le descrizioni sono estremamente funzionali alla capacità del lettore, capito, di essere proprio impigliato, cioè di rimanere impigliato dentro la materia che racconti. Io sono innamorato di Guido, del padre, capito? Forse non so, mi riconosco. Mi preoccuperei. in questo personaggio grigio, così, capito? Un uomo che cerca di sfuggire, o non solo cerca di sfuggire, ma in qualche modo forse gli piace sprofondare in questa sua mediocrità che non ha niente di aureo, no? Cioè, proprio... Però è bellissima la fuga. Ecco, raccontaci qualcosa di questo Guido, cioè, è interessante. Cioè, come ti è venuto in mente? Ma allora, secondo me le persone anziane e disperate sono tra le figure più, lo dico in maniera un po' brutale, ma tra le figure più ricche che uno scrittore possa andare a saccheggiare, perché da un lato valutano tutta la propria vita, fanno un esame di se stessi, dall'altro lato non avendo più nulla da perdere se non delle cose che ormai vivono come un fardello, quindi tutta la propria reputazione, il buon nome della famiglia, non hanno più neanche preoccupazioni economiche come in questo caso, perché hanno la pensione sicura, un buon reddito, case di proprietà. Insomma, paradossalmente questa situazione in cui hai raggiunto tutti gli obiettivi ma non sei soddisfatto di averli raggiunti, perché in fondo ti rendi conto che la vita che avresti potuto vivere sarebbe stata un'altra e quella che hai vissuto ormai è quella che ti devi tenere, però la scambieresti volentieri con una vita migliore e basterebbe poco per giudicarla migliore. E in questo tipo di situazioni i personaggi diventano veramente intrepidi, possono fare delle cose che un personaggio invece che magari è impegnato a laurearsi oppure è impegnato a sposarsi, a fare il mutuo, a fare delle cose non potrebbe mai fare, perché comunque questi altri obiettivi secondari finiscono per avere il sopravvento. Invece in qualcuno che questi obiettivi secondari li ha già raggiunti tutti,
c'è veramente la possibilità di mandare tutto al diavolo. E mandare tutto al diavolo è uno dei nodi cruciali della letteratura, secondo me. Ci puoi costruire migliaia di romanzi sul mandare tutto al diavolo. È da lì che... Perché? Perché sostanzialmente per me i romanzi, almeno io li vivo così, è per questo che scrivo, è per questo che amo tanto leggere, sono un'occasione per minare le fondamenta delle nostre vite, della nostra società, di quello che siamo. Per cui mi devo sentire così sul ciglio di un precipizio quando leggo un libro che veramente mi colpisce, mi piace tanto, ora parlo da lettore soprattutto, è perché mi fa tremare tutti i miei punti di riferimento. E quindi questo tipo di personaggi, anziani, alla deriva, disperati, che non sanno più dove stanno andando e neanche, soprattutto non sanno perché sono arrivati fin lì, ecco che quel tipo di personaggio è la chiave per un libro per me. E in realtà questo libro, per quelli che hanno letto i miei libri precedenti, nasce un po' da un libro che si chiama, che era il mio terzo romanzo, Il primo passo nel bosco, perché i luoghi sono simili, i personaggi hanno qualcosa in comune, in quel caso si chiamavano Serafino e Amalia, la coppia un po' anziana, e in fondo l'ambientazione è un po' quella e anche lo stile di vita del personaggio. Qui c'è una famiglia, loro invece erano due che non potevano avere figli, era tutta un'altra vicenda, però in questo caso ovviamente ci sono molti altri temi dentro. E in questo devo dire che, per rispondere ancora alla tua domanda, a me piace un po' giocare anche con i miei romanzi, ora che comincio ad averne, insomma, ne ho pubblicati 6, ne ho scritti un'infinità, tutti gli altri ovviamente fanno schifo, se no avrei provato a pubblicarli, però per me ci sono una serie di rimandi dentro i libri, tra di loro, di personaggi che vanno in ibernazione e poi rinascono magari nel libro successivo con caratteristiche diverse, e quindi insomma ci sono tutte queste cose dentro. Comunque, purtroppo credo che stiamo andando un po' avanti col tempo perché abbiamo già detto tantissime cose. Io volevo essere sicuro di dire 2 o 3 cose molto velocemente, perché ci tenevo intanto a salutare Daniele Congiu e Matteo Porru, che sono venuti anche loro a sentire questa presentazione. Mi fa davvero grande piacere, sono insomma degli scrittori che molti di voi sicuramente conoscono, se non li conoscono dovrebbero cominciare a conoscerli perché ne vale assolutamente la pena. E ringraziare di nuovo Liberos e ARC per aver organizzato tutto questo, Michele Pipia, Francesca Casula, insomma davvero grazie tante. E volevo però dire un'ultima cosa alla quale tengo moltissimo, Enrico lo sa, e lui ci tiene quanto me. Volevo ricordare, perché questa è la città di un grandissimo scrittore che ci ha lasciato non tanto tempo fa e al quale penso ogni volta che metto piede in questa città, penso sempre che sarebbe stato bellissimo, certo, farsi presentare da Enrico Pau o da Milena Agus, e sarebbe stato bellissimo farsi presentare da Giorgio Todde in un libro così, e lo volevo davvero ricordare perché era una persona straordinaria in molti sensi, oltre a essere un grandissimo scrittore, quindi volevo chiudere con lui. Ecco. Grazie ancora davvero a tutti quanti. Ecco, comunicazioni di servizio, volevo dire che Alessandro resterà qua qualche minuto a firmare tutte le dediche che volete e poi invitarvi al prossimo appuntamento di Entura Cagliari, che è venerdì 28. Presentiamo il libro di Roberto De Logu, Blackout, all'Aquila Club a Susico. La Sardegna ha la fortuna di avere tantissimi scrittori pubblicati da editori nazionali, quindi adesso che abbiamo ripreso abbiamo un fitto calendario di appuntamenti, quindi se non volete perderne neanche uno potete visitare il sito entura.libros.it e o iscrivervi alla nostra newsletter. Grazie ancora e buona serata.